Buonasera Andrea, se mi senti. Sono Gianni Balzarini di Mediaset. Allora, al di là del fatto che la Juve ha saputo, soprattutto nel secondo tempo, creare e sfruttare bene le occasioni che ha avuto, ti chiedo quale peso ha per te e per la squadra una vittoria come questa? Ma era una vittoria importante, poi ancora di più in una finale. Volevamo dimostrare che non eravamo quelli di domenica a San Siro e quindi c'è stato l'orgoglio di un gruppo di campioni che non vogliono abbandonare i trofei, che hanno ancora fame e che vogliono cercare di arrivare fino in fondo in qualsiasi competizione. Scusate, chiedo solo a ciascuno di presentarsi, perché noi qua sotto abbiamo bisogno di una presentazione vostra e della testata. Grazie. Sono Paolo Tomaselli del Corriere della Sera. Andrea, buonasera, complimenti. Volevo chiederti, la stagione è anomala, l'abbiamo detto tante volte, e è un'anomalia anche riuscire a concorrere sempre per scudetto e Champions. Tu stesso, quando hai vinto le tue Champions, non hai lottato fino all'ultima giornata per gli scudetti. La domanda è questa Juve può avere un'anima più da coppe che da campionato? No. Anche quando giocavo non sceglievo mai e quindi è normale che una squadra come la Juventus abbia l'ambizione di competere per tutte le competizioni. Oggi era una finale da giocare, da vincere, l'abbiamo fatto nei migliori dei modi, però il campionato è ancora lungo, la Champions ne parleremo più avanti, quindi adesso ci concentriamo per quello che dovremo fare da domenica in poi. Buonasera, Francesco Cosatti, Sky Sport, complimenti per la vittoria. Un po' vorrei chiedere sulle scelte tecniche, come mai Kulusevski dall'inizio, cosa l'ha convinta e anche quando ha deciso di puntare su Quadrado terzino destro dall'inizio. Ma Quadrado c'era arrivato il via libera stamattina, ieri aveva fatto il primo tampone negativo e quindi abbiamo fatto fare anche il secondo stamattina. Appena abbiamo avuto il via libera l'abbiamo convocato immediatamente, ha fatto 15 giorni a casa allenandosi da solo e non pensavamo che potesse durare per 90 minuti, però appena l'abbiamo avuto a disposizione l'abbiamo impiegato perché eravamo contati soprattutto dietro e quindi c'era necessità che giocasse fin dall'inizio. La scelta di Kulusevski è dovuta al tipo di partita, avevamo bisogno di più giocatori tra le linee per tirare fuori i loro difensori e cercare di attaccarli dietro le spalle con più palleggiatori in mezzo al campo, sapendo che loro giocavano con due centrocampisti, avevamo optato per avere più linee di passaggio e cercarli di mettere in difficoltà. Vado io? Ok. Ciao Andrea, Emanuele Gamba Repubblica, vorrei chiederti due cose rapidamente. Una è su quali basi secondo te avete vinto questa partita, che veniva in un momento oggettivamente delicato, cioè parlo di più sul carattere, sull'umiltà, sulla tecnica, sulla tattica, su quello che vuoi tu. L'altra domanda riguarda Ronaldo, che in questo periodo non è brillantissimo, ma in area è sempre letale. Voglio chiederti se nella tua testa, come in quella di tanti altri che ti hanno preceduto, ma invano, c'è l'idea di farlo giocare da centravanti in modo anche che risparmi qualche energia in più. Ma no, noi l'abbiamo impostato fin dall'inizio per essere uno dei due attaccanti e quindi avere meno responsabilità in fase di non possesso. Sono due attaccanti che a volte possono essere Morata, a volte Dybala, a volte come stasera Kulusevski, però per tenerlo più fresco negli ultimi 30 metri. Sappiamo che quando gli portiamo la palla vicino all'area diventa straripante e quindi sappiamo del suo valore, quindi quando siamo in non possesso cerchiamo di tenerlo leggermente più al centro per dargli meno compiti difensivi. Abbiamo puntato tanto sull'orgoglio perché sapevamo di non essere quelli di domenica e quindi era importante fare una partita di squadra, di sacrificarsi l'uno per l'altro e quando poi scendi in campo con queste componenti poi vincere diventa tutto più facile. Buonasera Andrea, Guido Vacciago, Tutto Sport. Può essere questa partita, questa finale, proprio perché c'è stato anche un trofeo alla fine, la svolta definitiva, quella che farà sì che ci sia un prima e un dopo rispetto a questa stagione? Sì, deve essere questa la mentalità che mettiamo in campo tutte le partite. Sappiamo che quando giochiamo con questa intensità, non dando mai respiro agli avversari, possiamo avere poi la padronanza del gioco, quindi
abbiamo avuto un bell'impatto fin dall'inizio, i giocatori hanno dato tutto quello che avevano e poi sono stati bravi poi a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Buonasera Pirlo, Vanni Zagnoli, Il Messaggero. Le chiedo solo questo, se è d'accordo con Gattuso che dice che paradossalmente il Napoli aveva sofferto di più nella finale di 7 mesi fa, anche se aveva vinto ai rigori, piuttosto che stasera. Alle volte magari il risultato è più aleatorio rispetto a quello che succede come gioco. Ma io la partita dell'andata della Coppa Italia non me la ricordo perché non ero ancora l'allenatore, quindi posso dire solo di quella di questa sera. È stata una partita combattuta tra due squadre che vogliono giocare, che vogliono imporre il proprio gioco e credo che alla fine siamo stati migliori di loro in tutta la parte della gara, avendo quasi sempre il dominio del gioco. Poi può essere che qualche occasione possano capitare, però quando entri in campo con determinazione poi anche le minime sfumature possono andarti a favore. Buonasera mister, Luca Spigarelli, Juve News. Ieri ha detto che avrebbe provato qualcosa di nuovo in allenamento. L'ha visto poi in campo tutto quello che ha provato? Sì, abbiamo provato una buona pressione, cercando di andare soprattutto quando la palla girava su Manolas, lasciando libero lui di venire con la palla, cercandolo di portare poi sulla parte destra. Kulusevski è stato molto bravo a lasciare Bakayoko per andare poi in pressione su di lui e poi ad avere sempre una pressione alta nella loro metà campo. Quindi l'ho visto e sono soddisfatto di quello che hanno fatto.